La festa delle regioni a Venezia. Buongiorno, sta parlando il Presidente della Repubblica nella sala del Maggior Consiglio. Sentiamo l'ultima parte del suo discorso in diretta. Istituzionalizzata e resa un modus operandi al quale si ricorre sempre più spesso. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica, e a come particolarmente in quest'ambito il concorso di Stato e Regioni nel perseguire i medesimi obiettivi risulti essenziale, perché l'esercizio delle rispettive competenze ha un solo fine, doverosamente comune: il diritto alla salute dei cittadini. Un sistema soggetto a una dinamica di costi crescenti e per il quale, accanto al problema delle risorse, che sussiste con alterne vicende dal biennio 2008-2009, si pongono esigenze di razionalizzazione e di riqualificazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Una strategia unitaria e la collaborazione tra istituzioni sono necessarie per superare intollerabili divari tra i diversi sistemi sanitari regionali e garantire una copertura universale e un accesso uniforme alle prestazioni sull'intero territorio della nostra Repubblica. Obiettivi irrinunciabili di un servizio sanitario nazionale. Un metodo, quello della leale collaborazione, che sembra dover presiedere anche le politiche volte a promuovere le eccellenze nazionali. Obiettivo che avete posto al centro dei lavori di questi giorni. Eccellenze che rappresentano dei punti di forza per la Repubblica, ma che per essere adeguatamente valorizzate richiedono che se ne prenda coscienza e che si affronti, attraverso riforme coraggiose, si affrontino i punti di debolezza del sistema economico e strutturale e istituzionale. La digitalizzazione dell'amministrazione, i tempi della giustizia, l'alto costo dell'energia, la sostenibilità ambientale, le criticità che si riscontrano nel settore dei lavori pubblici sono tutti ambiti interessati da interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sui quali occorre mantenere ferma l'attenzione e costante l'impegno. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione fra i diversi livelli, a partire dalle istituzioni europee, nonché attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, che devono procedere nella medesima direzione. L'Unione Europea è spesso per questi problemi parte indefettibile della soluzione. Penso ad esempio al tema della difesa e della sicurezza, e risulta inoltre estremamente utile il confronto con le esperienze degli altri partner europei. La collaborazione istituzionale, dando forza e stabilità alle decisioni assunte, agevola l'adozione di quelle politiche di medio e lungo periodo necessarie per misurarsi con i nodi strutturali che limitano la crescita economica e sociale del nostro Paese. Il mio augurio, e sono fiducioso che questo accada, è dunque che i lavori di questi giorni abbiano luogo in questo spirito, alla ricerca di intese orientate al conseguimento di obiettivi condivisi, che rafforzino le istituzioni, l'economia e la coesione sociale. Buon lavoro dunque, nell'interesse delle regioni e di tutti i cittadini della nostra amata Repubblica. Allora, questo era il Presidente della Repubblica a Venezia, nella sala del Maggior Consiglio. Noi stiamo seguendo in diretta dalle 11 su Antenna 3 tutta la giornata del Capo dello Stato, che è stato
accolto questa mattina dal presidente Luca Zaia, dal sindaco Brugnaro, c'era anche il presidente, c'è anche il presidente della conferenza delle regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, e hanno parlato tutti, prima del Capo dello Stato, ha parlato anche il presidente della regione Puglia Emiliano, e lì c'è stato un sobrio battibecco a distanza tra Emiliano e Luca Zaia sull'autonomia. Ovviamente torneremo ancora in diretta con i nostri colleghi, ci sono Filippo Fois, Christian Arboit e poi i tecnici Sandro Ponchio e Simone Mello. Adesso seguiremo ovviamente tutta questa giornata. Domani, come sapete, ci sarà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà alla Fenice domani sera, insomma 2 giorni di lavori sul ruolo degli enti locali. Stamattina, prima dell'arrivo di Mattarella a Venezia, Christian Arboit ha intervistato il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Presidente Zaia, qual è il messaggio che partirà questa mattina da Venezia mentre si attende l'arrivo del Presidente della Repubblica? Beh, che tutti i riflettori nazionali sono puntati sul Veneto e fra l'altro ringrazio i miei colleghi che hanno accettato questa candidatura. 3 giorni nei quali appunto avremo il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio, tutti i governatori d'Italia e praticamente tutto il governo. Si parlerà di temi importanti che riguardano i cittadini. Ovviamente io porto tra i temi quello dell'autonomia, che è un tema cruciale per questa regione ma anche per tutte le regioni italiane. Chiederà un'accelerazione perché insomma sembra tutto un po' in stallo per certi versi. Ieri anche il professor Bertolissi ha detto è una riforma ostaggio di burocrati e ministri. Beh, che a qualcuno a Roma venga l'orticaria quando ci vede, questo è poco ma sicuro, ma devo dire che il governo è motivato, che è uno dei pilastri del programma di governo l'autonomia assieme ad altre grandi riforme che si vogliono fare, e penso che si debba andare nella direzione di iniziare questo percorso che è previsto dalla Costituzione. Oggi abbiamo il Capo dello Stato, ricordo che un illustre siciliano, Don Sturzo, nel 1949, un anno dopo l'approvazione della Costituzione, diceva sono unitario ma federalista impenitente, ed è esattamente il mantra che dobbiamo portare avanti. Siamo unitari ma federalisti impenitenti. Questo è un paese nel quale noi non possiamo omologarci al fatto che i bimbi in base dove nascono avranno un futuro diverso, che ci sia qualcuno ancora costretto a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Le diseguaglianze vanno combattute con l'autonomia e con il federalismo. Oggi in Consiglio dei Ministri deve arrivare anche la legge delega proprio per le 14 materie, è pronta anche la bozza per la protezione civile? Ma guardi, questo non glielo so dire, non conosco le tempistiche del Consiglio dei Ministri. Le posso dire che c'è una bozza sulla quale stiamo discutendo, abbiamo chiesto ancora di avere tempo per approfondire. Certo che si parte con la prima materia e poi questo percorso sarà una grande galoppata verso la riforma di un paese che non può continuare a gestire questo modello con una modalità centralista che ha prodotto solo diseguaglianze e un debito pubblico di 3.000 miliardi. Presidente, la crisi che si è aperta in Friuli Venezia Giulia potrebbe avere un effetto domino anche in Veneto, nello scacchiere politico, in vista delle regionali, in una campagna elettorale che si è già aperta? Bah, guardi, io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga, tifo per Maurizio Fugatti, ma non semplicemente perché siano degli amici dei colleghi governatori, perché difendono un principio che è quello della libertà. Poi se tu sei regione a statuto autonomo, sei addirittura provincia autonoma, è giusto che quelle prerogative vengano tutelate fino in fondo. Sono convinto che se ci fosse un'impugnativa da parte del governo per quanto riguarda Maurizio Fugatti, penso che la Corte Costituzionale avrebbe non poche difficoltà a dar ragione al governo. Resta il fatto che il clima tra alleati è molto teso, Lega e Fratelli d'Italia in particolare. Lei domani cosa dirà a Meloni? Parlerete anche di questo? Ma io ho un ottimo rapporto con la Presidente del Consiglio, sono stati anche colleghi governatori. Penso che noi dobbiamo assolutamente essere proattivi, solidali con il governo e non vivere il governo come una controparte. Ovvio è che poi ci sono delle istanze territoriali che noi conosciamo, pensi alla sanità, noi abbiamo una delega che è quasi totale per la sanità e quindi conosciamo i problemi sul campo. Noi rappresentiamo l'ultimo miglio e il federalismo è esattamente la riduzione delle catene decisionali. Se vogliamo distruggere l'ufficio complicazioni e affari semplici in questo paese dobbiamo dare spazio agli enti locali, regioni che avranno competenze, che legiferano e poi che trasferiscono subito le competenze agli enti locali per evitare un neocentralismo regionale. Del dopo Zaia parlerà con Meloni, del dopo Zaia? Ma no, non parlo di queste cose, nel senso che io sono impegnato
a governare. Considerate che ho rinunciato a un seggio sicuro in Europa per mantenere la parola con i cittadini, e io ragiono così, penso che la parola data sia fondamentale, alla luce anche lasciatemelo dire, del grande consenso che ho qui in Veneto. Se volete fare una passeggiata con me in mezzo alla gente ve ne rendete conto. E la festa delle regioni a Venezia ha luogo mentre scoppia una crisi di maggioranza in regione Friuli Venezia Giulia, con il presidente Massimiliano Fedriga che oggi ne ha parlato, una crisi molto grave che potrebbe avere contraccolpi. In sostanza 7 assessori di Lega e Forza Italia hanno ritirato le deleghe in polemica con il partito di Giorgia Meloni. Sentiamo Massimiliano Fedriga ai nostri microfoni. Chiedo scusa. Sono giorni Sì, scusa, sentiamo Massimiliano Fedriga. difficili per lei? No, no, giorni difficili non lo sono, per nulla. Non sono giorni difficili, No. Che cosa accadrà nelle prossime ore? No, vediamo, non penso, però io voglio prendere un impegno, dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, che la politica non deve essere una lotta di potere ma una risposta da dare ai cittadini. E io voglio interpretare anche questa crisi in Friuli Venezia Giulia in questo modo. Dopo non so come andrà a finire. Però voglio dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso e farò del mio meglio per farlo, ovviamente. Lei non ha ancora sciolto le riserve, quindi. Prego? Non può essere anche un'occasione per il... No, non c'entra, ecco, la cosa che tendo a fare, non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa, perché ho letto dei giornali nazionali dove mischiano le cose, il terzo mandato non c'entra nulla sul terzo mandato. Perché è nata questa crisi, ce lo vuole spiegare? Beh, è evidente, mi sembra, sono state fatte più volte delle dichiarazioni, oltretutto lontano dalla realtà rispetto all'azione di governo della regione che ha un enorme consenso fortunatamente da parte dei cittadini. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Grazie. Allora, torneremo sulla crisi di maggioranza a Trieste, ma adesso andiamo di nuovo in diretta a Venezia. Stanno uscendo tutte le autorità da Palazzo Ducale, c'è Christian Arboit per noi in diretta, sentiamo. Le regioni domani ci sarà il momento più politico con l'arrivo atteso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quindi delegazioni regionali che stanno scendendo le gradinate dalla sala dello scrutinio dove si è svolto appunto questo incontro dall'alto valore istituzionale suggellato per l'appunto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra l'altro non era in scaletta il discorso di Mattarella, quindi fino all'ultimo nel protocollo non si sapeva appunto se avrebbe parlato o meno. Alla fine invece il Presidente ha parlato e ha lanciato messaggi molto chiari sul fronte delle regioni e del regionalismo e dell'autonomia. Scusate se volto le spalle alla telecamera, ma appunto stiamo assistendo in diretta appunto alla discesa da questa scalinata dei vari rappresentanti istituzionali e chiaramente stiamo attendendo il capo dello Stato. I corazzieri già hanno preso posto, quindi dovrebbe passare proprio per di qui. Tra l'altro dall'altra parte della loggia qui di Palazzo Ducale c'è la postazione, diciamo così, per le conferenze stampa e per le varie dichiarazioni stampa. Difficile che il Presidente della Repubblica vada lì, ma insomma non possiamo escluderlo, mentre è molto facile che il Presidente della Repubblica poi faccia una visita a San Marco, una visita di pochi minuti prima di rientrare a Roma. Vedete, sta scendendo il Presidente della Regione Toscana, Gianni, il Presidente Gianni, ecco. E Presidente Gianni, salve, siamo in diretta su Antenna 3. Sì. Ecco, se dovesse tirare le somme di questa giornata. È una giornata che ha segnato il rafforzamento del ruolo delle regioni, in modo evidente le parole del Presidente della Repubblica, ma anche l'autorevolezza con cui i vari interventi hanno presentato il profilo che le regioni oggi svolgono in un'Italia che affronta i temi della sanità, che affronta i temi della protezione civile, affronta i temi che rendono questo
paese sempre più vicino ai cittadini attraverso il ruolo di regioni che a 25 anni, come ha detto il Presidente della Repubblica, dall'elezione diretta hanno acquisito anche attraverso il ruolo dei presidenti e l'autorevolezza che essi hanno nella rispettiva popolazione una grande forza su cui si gioca quella leale collaborazione su cui si è molto stamani insistito negli interventi, non conflitti o sollevazioni alla Corte Costituzionale di leggi delle regioni, ma indirettamente è arrivato come dire, un messaggio al governo: leale collaborazione con le regioni che sono coloro che veramente interpretano il sentimento e il modo di vivere sui territori dei cittadini. Questa è la terra dell'autonomia, la riforma Calderoli passerà la riforma Calderoli. Sappiamo che ci sono delle tensioni sia tra maggioranza e opposizione sia all'interno della maggioranza. Che cosa succederà? Ma io ritengo che si sia insistito in questi ultimi mesi su questo concetto di autonomia differenziata che in qualche modo suona un po' stonata rispetto a quello che invece è emerso stamani. Stamani è emerso un concetto ben più alto che è quello dell'autonomia, non differenziata, ma invece equa e solidale. Le regioni che fanno squadra, che stamani veniva fuori con molta forza, le regioni che sanno vivere in armonia fra di sé, aiutandosi in un principio di cooperazione a risolvere rispettivamente i problemi dei cittadini, sono quelle che poi fanno fare un salto di qualità al Paese. E quindi è venuto fuori un forte concetto di autonomia, ma non differenziata, equa e solidale. La riforma Calderoli è divisiva. Diciamo così, va superato quello spirito di divisione che in quei mesi si è vissuto. Quando le regioni fanno squadra, vedete come il Presidente della Repubblica è con le regioni e dà il senso di regioni che contribuiscono a rendere più forte l'Italia. Grazie Presidente Gianni. Allora, spostiamoci solo per un attimo. Marta, avete sentito le parole del Presidente Gianni. Allora, grazie, torniamo in studio, grazie a Mattia Pizzaia in regia con Italo Morao, Edoardo Paris. Vedremo se tornare in diretta a Venezia con Christian Arboit nel caso ricompaia il Presidente della Repubblica, che è attualmente in compagnia del Presidente Luca Zaia, di Massimiliano Fedriga, del Sindaco Brugnaro. Torniamo alla crisi di maggioranza serissima che è scoppiata a Trieste. Vi dicevo, lo strappo con Fratelli d'Italia non è stato ricucito nel vertice della maggioranza. La Lega, Forza Italia e Lista Fedriga hanno rimesso le deleghe nelle mani del governatore, che martedì incontrerà a Venezia, cioè domani incontrerà a Venezia la Premier Meloni. Vediamo. Deleghe di Lega, Forza Italia e Lista Fedriga nelle mani del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Incontro con la Presidente Giorgia Meloni martedì a Venezia a margine del Summit l'Italia delle Regioni, che potrebbe risultare decisivo per capire quali conseguenze avrà la crisi di maggioranza aperta proprio dal partito della Premier all'interno della squadra di governo del Friuli Venezia Giulia. Una spaccatura ormai conclamata, con buona pace di chi pensava che le dure critiche del ministro meloniano Luca Ciriani sulla sanità regionale e in particolare sulla finta inaugurazione letteralmente del nuovo ospedale di Pordenone potessero venire archiviate a tarallucce e vino. Pure le parole del Presidente, però, stamani a Linchi in Piazza dell'Unità sembravano preconizzare una pacificazione. È un confronto anche tra idee diverse che magari possono giungere anche a conclusioni diverse, ma sempre dentro il confronto. Ed è quello un po' a cui si dovrebbe riabituare il Paese, favorire il confronto e non lo scontro, che non vuol dire, ribadisco, arrivare a posizioni unitarie su tutto, ma vuol dire semplicemente strutturare anche un modello di sviluppo del Paese che possa basarsi su idee diverse, ma a una risposta seria per il Paese, che non può ridursi sempre alla contrapposizione tra forze politiche o tra persone che la pensano in modo diverso. Nel vertice online scattato alle 14 di oggi, domenica 18 maggio, le posizioni si sono fatte ancora più spigolose fra Lega e Fratelli d'Italia, i due partiti che vantano il maggiore consenso in regione.
regione. Ed ecco le decisioni di Carroccio, Azzurri e lista civica del presidente di rimettere le deleghe dando la massima fiducia al presidente sul da farsi. Traducendo, potrebbe addirittura dimettersi, al momento un'ipotesi lontana, ma assicurano i bene informati, questo scossone non passerà senza conseguenze, visti peraltro anche i precedenti attriti sul piano oncologico e terzo mandato. Le dichiarazioni del ministro Ciriani hanno aperto un'irresponsabile crisi di maggioranza, si legge nella nota del segretario regionale del Carroccio Marco Dreosto, parole che rappresentano una forzatura rispetto all'equilibrio e all'autonomia della gestione regionale, mosse più da ambizioni politiche personali che da un reale interesse per il buon governo del territorio. E poi ancora respingiamo esternazioni opache e strumentali che tentano di mettere in discussione l'operato del presidente Fedriga e della sua giunta, che continuano a godere di un ampio consenso tra i cittadini. Se qualcuno, scrive ancora Dreosto, ha la ricetta magica per risolvere tutte le questioni, auspichiamo che se ne assuma la responsabilità. Il segretario regionale di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, riferendosi alle esternazioni del ministro Ciriani, parla invece di posizioni che, seppur espresse in modo incisivo, siano da attribuire a situazioni locali che per nulla scalfiscono la tenuta della maggioranza. Nel ribadire che per Fratelli d'Italia si deve andare avanti a lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia e dei suoi cittadini, mi auguro che un chiarimento sia servito. Forse ne seguiranno altri, ma ricordo in primis a me stesso che la politica vive anche di questi passaggi. Al posto di immaginare oggi papabili candidati per il 2028, spiega ancora Rizzetto, continuiamo ad impegnarci e lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia. Servizio di Marco Stabile, che è il responsabile della nostra redazione a Trieste. Adesso restiamo a Venezia, ma per un fatto di cronaca gravissimo, e cioè la morte di una 17enne, Anna Chiti, che al suo primo giorno di lavoro su un catamarano è caduta in acqua, si è imbrigliata, è rimasta imbrigliata in una corda attaccata, che è finita attaccata all'elica, è morta annegata. Cordoglio tra le persone che la conoscevano e la apprezzavano, oltre ovviamente che ai familiari. Il padre dice: voglio la verità, perché stava svolgendo il lavoro di marinaio che non era previsto nel suo contratto. Anna Chiti, 17 anni, la passione per il mare, la scuola e quello stage che aveva appena iniziato. Il primo giorno di lavoro sul catamarano e la tragedia che ha lasciato tutti senza fiato. Studentessa della scuola nautica, residente con la famiglia a Campalto, ma nata a Treviso. All'istituto, che conta circa 400 ragazzi, frequentava i corsi dell'indirizzo trasporti e logistica e conduzione del mezzo marino. Fra un anno, spiega il preside, avrebbe terminato il suo corso di studi e sarebbe diventata allievo ufficiale di coperta. Era una ragazza piena di vita. Tutta la comunità educante dell'Istituto Superiore Vendramin Corner, attonita per una tragedia che ha colpito la nostra studentessa Anna, si stringe intorno alla famiglia in un fortissimo abbraccio. In un attimo il gravissimo incidente. A bordo si stava svolgendo una festa. Anna, per motivi da accertare, è caduta rimanendo impigliata con una cima all'elica. Il comandante dell'imbarcazione si è tuffato, ma non è riuscito a liberarla dalla corda. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco. Nulla da fare per la ragazza, che portata a riva aveva una grossa ferita alla testa dovuta probabilmente all'impatto con l'elica. Quando i cittadini di Sant'Elena hanno visto arrivare l'elicottero, hanno subito temuto al peggio. Poi purtroppo si è verificato questa sentenza, questo incidente purtroppo mortale. Naturalmente siamo vicini come Comune di Venezia, come cittadinanza, alla famiglia in questo momento di forte dolore. Quello che ci auguriamo appunto è che certi incidenti non devono più accadere. È un fatto molto grave che deve far riflettere. Immediate le indagini, sono al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della Darsena della Marina di Sant'Elena per ricostruire quanto accaduto. Sono state ascoltate le persone che si trovavano a bordo della barca, per lo più turisti. Inoltre è al vaglio il contratto di lavoro e la mansione che le era stata assegnata. Nelle acque della laguna, la Will Veneto qualche mese fa aveva organizzato una manifestazione proprio contro i morti sul lavoro. Questa è una tragedia, una ragazza di 17 anni che si affacciava al mondo del lavoro, che cercava di realizzare i suoi sogni, aveva degli obiettivi. Noi ci stringiamo attorno ai familiari, ai compagni di scuola e siamo sgomenti per quanto è accaduto.
Una vita spezzata nel pieno del percorso formativo, segnata dalla passione per il mare, dalla cultura del lavoro e dall'impegno in un istituto dove si coltivano vocazioni e si formano competenze. La sua presenza resterà viva nella memoria di tutti. È il messaggio di cordoglio del direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Marco Bussetti. Anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso il cordoglio per questa tragica scomparsa. Come padre di famiglia e come sindaco, sento il dovere di farvi giungere la vicinanza sincera dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità veneziana. Il ricordo di Anna resterà vivo nei nostri cuori, un ricordo grande come il suo amore per il mare. Servizio di Daniela Sizzia, la disperazione del padre di Anna che dice: voglio la verità, mia figlia non doveva fare nessuna manovra per una barca di quelle dimensioni che porta in giro i turisti, ci voleva più personale. Si chiama Umberto Chiti, il papà di Anna, ci voleva più personale, invece lei era da sola col marinaio e da quanto sapevo era stata presa perché parlava molto bene l'inglese ma non era ancora pronta per tenere una barca o fare altro. Poi c'è in queste situazioni anche la disponibilità dei ragazzi che magari sanno che hanno un ruolo ma che non rinunciano a svolgerne altri per disponibilità, per cercare in qualche modo di dare una mano. Può darsi che sia accaduto anche questo. I furti, restiamo sulla cronaca nera, ci sono i furti, siamo in primavera inoltrata e i furti non si fermano e nemmeno le spaccate in casa. L'ultimo episodio si è verificato a Bassano del Grappa. È successo tutto in un vero e proprio blitz nella serata di sabato, poco prima delle 23:30. Una banda di ignoti ladri ha fatto razzia di denaro e preziosi in un'abitazione singola ma non isolata alle porte del centro storico di Bassano. Praticamente abbiamo ricevuto una visita sgradita, stiamo cercando di capire con i carabinieri cosa possa essere, di persone che hanno svaligiato casa di mia suocera, rovistando nelle stanze, tagliando addirittura col flessibile la cassaforte, quindi hanno avuto tutto il tempo di fare le loro cose e scappando con diversi oggetti d'oro, contanti e varie cose preziose. L'idea che vi siete fatti è che siano arrivati non dalla strada principale ma dalla retro? No, perché nella strada principale comunque stiamo ancora valutando con i carabinieri, con i vicini, stiamo verificando varie telecamere, però si presuppone che siano scappati dal retro della casa. È una zona abbastanza isolata il retro della casa, buia, e quindi pensiamo che sia stato di là, ecco. È strano che succeda in piena primavera, insomma, di solito queste cose succedono d'inverno. Caro mio, queste cose non dovrebbero proprio succedere, ok? Però purtroppo si vede che c'è gente che ha bisogno di soldi, ha bisogno di fare queste cose. Il discorso è che purtroppo sono cose che al di là del danno materiale, al di là del danno economico, sono anche cose che danno fastidio perché sai, vengono in casa tua, toccano le tue cose, è brutto, ecco. Adesso che provvedimenti prendete per tutelarvi? Beh, sicuramente già abbiamo chiamato un'azienda che ci verrà a installare l'allarme con telecamere, essendo una casa singola, e sensori e vigilanza privata, perché purtroppo non si può stare più tranquilli. Una volta a Bassano era una città tranquilla, ora non più. Sul fatto indagano i carabinieri che sono arrivati sul posto in pochi minuti ma hanno potuto solo constatare lo sconquasso messo in atto dai malviventi. Sono stati dei professionisti perché hanno tagliato col flessibile la cassaforte, hanno rovistato nelle stanze, hanno spaccato una finestra, alzato una persiana di alluminio addirittura. Chiediamo più sicurezza, ecco, perché comunque mia suocera è una donna che vive da sola e queste cose insomma fanno un po' paura, ecco. Andiamo a Treviso perché riscuote un'accoglienza tiepida da parte del sindaco Mario Conte la proposta di un consigliere di maggioranza di estendere a via Collalto la zona rossa. Primo cittadino che suggerisce nervi saldi, attende le decisioni del tavolo in prefettura previsto per domani. So per certo che qualche esercente ha richiesto di allargare la zona rossa anche in via Collalto. Chiederò al sindaco di farsi portavoce con prefetto e questura perché ciò avvenga.
Sa di fuga in avanti, di consiglio non richiesto, l'invocazione dell'estensione della zona rossa in via Collalto da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini. Per la via, teatro venerdì sera delle ennesime tensioni, come pure dell'identificazione di 2 soggetti già destinatari di Daspo, Ciamini chiede misure straordinarie, ma la risposta del sindaco Conte è tiepida. Faremo ovviamente una riunione di maggioranza dove tra l'altro verranno spiegate anche le caratteristiche delle zone rosse, che sono delle caratteristiche ben specifiche che non sono attuabili in tutte le zone della città e soprattutto non servirebbero. Però è altrettanto vero che faccio mio quelle che sono le preoccupazioni della maggioranza piuttosto che dei commercianti o dei residenti e porterò le loro preoccupazioni al tavolo di sicurezza. Martedì in prefettura c'è da stabilire l'applicazione, dopo mesi di discussione, della prima zona rossa in città in area stazione. Inopportuno per il sindaco mettere troppa carne al fuoco. Cosa si aspetta dal tavolo di martedì? Io devo dire che con il prefetto, col questore, il comandante dei carabinieri e della Guardia di Finanza ho un rapporto straordinario, sono super collaborativi e hanno a cuore il bene della nostra città e lo testimoniano anche i risultati che stanno ottenendo. Quindi non mi aspetto niente di particolare se non di andare avanti nell'istituzione di questa zona rossa nella zona della stazione e poi chiederemo, laddove sono successi degli episodi, che ci sia una presenza più importante di forze dell'ordine. Però invito tutti a ritornare un po' nella calma, perché il tema della zona rossa è un tema delicato che va affrontato con i professionisti della sicurezza e non bisogna farsi prendere da reazioni così emotive che possono essere anche inutili. Sul tema sicurezza, Conte si aspetterebbe evidentemente dalla sua maggioranza più compattezza. Il terreno è scivoloso e le opposizioni sono già sufficientemente critiche. La zona rossa è soltanto un atto di propaganda che il governo ha voluto fare per sostanzialmente giustificare una inazione che stiamo vedendo su tutti i livelli. Non abbiamo ancora visto più controlli. Quando parliamo di sicurezza dobbiamo parlare di presenza, di riqualificazione, di rigenerazione. Abbiamo bisogno di un'azione a 360 gradi. Si parlava di un presidio della polizia locale in via Roma, non l'abbiamo più visto. Mesi fa avevano detto che sarebbe arrivato. Abbiamo chiesto anche in sede di bilancio che venissero stanziati fondi per gli operatori di strada, non è stato fatto. Riportare le persone vuol dire non togliere le panchine e mettere le zone rosse, ma riportare attività, portare appunto nuova riqualificazione urbana. In questo senso il Comune può fare delle cose, ma è chiaro che la responsabilità è collettiva, quindi ci deve essere un coordinamento con la questura, con il prefetto, con tutte le amministrazioni, con le associazioni, col terzo settore. E questo era Marco Zabai del Partito Democratico. Sempre a Treviso la questura ha lanciato l'allarme sulle false comunicazioni giudiziarie via mail. È una nuova forma di truffa per estorcere denaro o accedere a dati sensibili di chi purtroppo è vittima di questi tentativi di truffa. In questo momento storico dove l'utilizzo degli strumenti tecnologici è la base per tutti noi, è chiaro che gli hacker puntano tantissimo a quello per carpire i dati degli utenti e per, come dire, spingerli a entrare in siti dove attraverso la tecnica del phishing possono carpire le nostre password e svuotare i conti in banca. Ciclicamente riproposta con modalità sempre più sofisticate, la falsa comunicazione giudiziaria ricevuta via mail è tra le ultime frontiere della truffa online. L'allarme arriva dalla questura di Treviso dopo che numerosi utenti internet della provincia ne hanno ricevuta una con gravi e infondate accuse penali riconducibili in particolare a presunti reati legati alla pedopornografia online. In questo caso bisogna stare attenti alla costruzione del testo, perché spesso vengono utilizzati dei termini che sono lontani da quelli utilizzati sia a livello tecnico di polizia ma anche a livello del linguaggio comune o della comunicazione. In questi casi, di fronte a richieste di denaro, bisogna assolutamente soprassedere, è sicuramente una truffa, non bisogna accedere ai link che sono indicati e bisogna semplicemente cestinare l'email. Riguardo al linguaggio utilizzato in queste mail fraudolente, ad esempio, già leggere di brigate giudiziarie di polizia che minacciano l'iscrizione ad un fantomatico registro dei delinquenti sessuali
sessuali tradisce una terminologia talmente sgangherata da qualificarsi da sola. Ma soprattutto, e questo taglia davvero la testa al toro, nessuna autorità giudiziaria o forza di polizia comunica accuse penali tramite mail o SMS, né tantomeno chiede pagamenti in denaro. Il Consiglio, di fronte ad una mail del genere, giova ripeterlo un'altra volta. Ignorarle e cestinarle senza assolutamente cliccare sui link indicati, perché potrebbero contenere degli spyware che servono per carpire i dati, come possono essere i PIN bancari, per poi svuotare i conti in banca. E fare denuncia, perché in questo modo ci può essere un'attivazione anche dal punto di vista della comunicazione per avvisare la popolazione di stare attenti. A Bassano del Grappa è stata Rete Veneta per prima a scoprire una chat studentesca in cui si faceva una macabra classifica, e cioè chi fosse più meritevole di morire tra le donne uccise nei femminicidi. Vediamo il servizio della nostra redazione, è diventato un caso nazionale. Scuole superiori del Bassanese in subbuglio dopo la notizia del sondaggio shock che per primi abbiamo divulgato, balzata agli onori della cronaca nazionale. Intanto studentesse e studenti che abbiamo ascoltato hanno sottolineato la gravità dell'azione commessa dall'autore, che, lo ricordiamo, ha realizzato una lettera di scuse per quanto scritto e poi rimosso, ponendo l'accento sul peso delle parole, soprattutto quando vengono scritte online, e sono molto toccati dal fatto che siano state tirate in ballo 3 giovani donne vittime di femminicidio. Ogni donna ha i propri diritti come l'uomo e merita specialmente la vita. Anche perché, tra l'altro, una delle 3 vittime di femminicidio, Giulia Cecchettina, aveva pochi anni più di voi. Esattamente, non aveva fatto nulla di male, era solo una studentessa che viveva la sua vita, aveva delle amicizie e una famiglia. Non è giusta e dovrebbero anzi portare avanti la parola e non fare queste cose orribili al mondo d'oggi. Non pensavo fossimo arrivati a sto punto e spero che comunque si diano una svegliata, perché non è possibile continuare così, devono capire che queste cose hanno peso e che comunque non vanno bene. Avevano praticamente la nostra età, avevano letteralmente una vita davanti, non ha senso fare questo sondaggio qua per chiedere chi meritava di morire, perché ognuno merita una vita, ognuno si deve fare una vita, ognuno deve fare quel che sogna di fare. È una roba che non arriva, talmente sbagliata che non riesco neanche a capire perché gli sia venuta in mente questa roba, sinceramente. È stato fatto sicuramente con sciocchezza, senza pensarci, però non è giustificabile dire che è giovane e quindi va bene. Non puoi pensare di chi merita di morire più, cioè è un qualcosa a cui uno non riesce a pensare, è proprio... va contro l'umanità di per sé. Ogni vita è importante, quindi non è che bisogna decidere tra quale vita sia meglio, ma assolutamente sono 3 ragazze che dovevano vivere e non c'è alcuna motivazione, alcuna scusante a quello che è successo. Allora, torniamo in diretta a Venezia, Piazza San Marco, proprio davanti a Palazzo Ducale, dove è ancora a Palazzo Ducale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamo Cristian Arboit. A te, Cristian. Direttore, buongiorno. Questione di minuti. Teoricamente il Capo dello Stato dovrebbe uscire dal portone principale di Palazzo Ducale. Ci siamo posizionati qui con Simone Merlo, altri colleghi sono al piano superiore nella loggia dove ci sono di fatto le dichiarazioni ufficiali di fine giornata, dichiarazioni che sono all'insegna della distesa istituzionale. I toni sono stati, perlomeno quelli ufficiali, molto rasserenanti, ma sappiamo che non è così. Più che il Festival delle Regioni, questo è il Festival delle tensioni, soprattutto quelle tra Lega e Fratelli d'Italia, con una crisi aperta in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina ne abbiamo parlato con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A Luca Zaia abbiamo anche chiesto se è preoccupato, se potrebbero esserci
esserci anche delle ripercussioni, un effetto domino per il Veneto. Luca Zaia è rimasto distante dalla polemica, ma ha confermato il suo totale sostegno a Massimiliano Fedriga. Questo nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri dovrebbe prendere in mano la questione del terzo mandato per la provincia autonoma di Trento, e anche qui abbiamo parlato con il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti. Come sapete, il terzo mandato è ancora operativo nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Insomma, i nodi sono veramente tanti, anche se chiaramente dal Capo dello Stato nel suo discorso, dal Capo dello Stato è arrivato un appello all'unità, quindi sì all'autonomia, chiaramente all'interno dell'unità nazionale. Sto prendendo chiaramente tempo, direttore, perché in questa fase, in questi minuti, il Capo dello Stato è all'interno della Basilica di San Marco per una visita, un sopralluogo. Siamo stati allontanati, ma dovrebbe essere una questione di pochi minuti. Poi il Presidente della Repubblica è atteso all'imbarcadero qui di San Marco e da lì pare ci sia un pranzo in località top secret, tra virgolette, poi il rientro a Roma, mentre il Festival delle Regioni va avanti, andrà avanti fino a domani, quando è attesa la Premier Giorgia Meloni, che avrà diverse gatte da pelare, a cominciare appunto dal nodo del Friuli Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga ai nostri microfoni è stato chiarissimo, ha detto insomma, ne parleremo sicuramente con la Premier Meloni, che dovrà relazionarsi, confrontarsi anche con Luca Zaia, perché appunto non è che se Atene ride Sparta piange o viceversa, quindi ci sono sia i nodi del Veneto che del Friuli Venezia Giulia sul tavolo della Premier, domani attesa per l'appunto al Teatro della Fenice. Allora, facciamo così, direttore, se sei d'accordo, non voglio tirarla troppo per le lunghe. Noi rimaniamo accesi qui da Palazzo Ducale, appena avremo altri segnali concreti ti richiederò la linea. Con Simone Merlo per il momento è tutto. Grazie molto a Cristian Arboite e a Simone Merlo in diretta da Venezia. Andiamo a Vicenza, i cantieri della TAV nel comune di Vicenza, dopo la delimitazione delle aree interessate nei quartieri a est della città, in alcune zone cominciano i primi lavori. Il punto della situazione con il consigliere delegato del comune Angelo Tonello. Per noi ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina. Sentiamo. I cantieri della TAV arrivano a Vicenza, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, ma a questo punto i problemi si moltiplicano e soprattutto anche in vista di un periodo molto complicato con la città. Ecco, un rapporto che si sta costruendo via via, man mano si presentano. Con me Angelo Tonello, il consigliere comunale delegato per le grandi infrastrutture. Ecco, per capire come state vivendo questa fase, vi preoccupa, a che punto siamo in questo momento? Sì, allora per quanto riguarda appunto il secondo lotto funzionale, sono già operativi i cantieri tra Altavilla e Ponte Alto. Si possono ben vedere nella zona di Olmo, dove si sta costruendo il nuovo sottopasso che sostituirà l'esistente, nonché nella parte di zona industriale a nord della ferrovia, dove sono già in corso i primi lavori dei rilevati ferroviari. Dentro la città invece si arriverà, per quanto riguarda la parte ferroviaria del progetto, solo dopo aver demolito i condomini che sono ancora oggi occupati da 16 famiglie che noi come comune insieme alla prefettura stiamo lavorando per la loro ricollocazione, perché nessuno rimarrà senza un'abitazione. E per quanto invece riguarda le opere stradali, e parlo soprattutto delle opere che verranno realizzate a sud della ferrovia lato ferroviari, queste opere non inizieranno prima di fine anno. Ecco, interventi che comunque comportano anche, vediamo, i primi problemi. Insomma, è un test anche questo per la città, per affrontare quelli che potrebbero poi sorgere. Uno di questi, per esempio, i rumori notturni. Cos'è successo? Allora, rumori notturni, noi abbiamo avuto nei giorni scorsi il primo cantiere notturno all'interno della città. È stato un cantiere che ha creato disagi, su cui però ARPA aveva fatto molte misurazioni e da fronte di queste misurazioni, una volta elaborate, si ricercheranno quelle che sono le possibili mitigazioni che possano ridurre i disagi che purtroppo comunque
disagi ce ne saranno. Sono comunque i lavori notturni, sono in numero e in durata limitati, non saranno lavori che dureranno mesi, quindi non avremo mesi di notti con lavori in uno stesso punto, ma saranno sempre lavori che dureranno qualche notte in più punti lungo la linea ferroviaria, che però dopodiché chiuderanno e lasceranno più spazio a lavori diurni. A proposito di rumori notturni, però è stato anche un problema di comunicazione, non erano informati i cittadini. Forse è un piano che va in qualche modo affrontato e gestito in maniera diversa. Allora, noi riteniamo che la comunicazione istituzionale di IRICAV debba migliorare. L'abbiamo notato con i lavori notturni. Molte persone non erano a conoscenza del fatto che ci sarebbero stati questi lavori notturni e soprattutto non erano a conoscenza della durata di questi lavori notturni, che sono durate 3-4 notti e dopodiché sono conclusi. Ecco, è importante lavorare su questo perché serve anche per preparare le persone che subiranno il disagio, diciamo, ad affrontarlo sia nel quando accadrà e nel quando durerà, perché questo permette alle persone stesse di potersi attrezzare per riuscire a gestire e affrontare il disagio a cui andranno incontro. Allora, grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcina, queste erano, diciamo, le novità per quanto riguarda la TAV a Vicenza. Adesso andiamo in diretta a Padova perché oggi scattano i controlli per la zona rossa dell'Arcella. In diretta Valentina Visentin con Cristian Rocche e Allende per la parte tecnica. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo all'Arcella in via Tiziano Aspetti. Iniziano oggi i controlli della cosiddetta zona rossa in questo che è il quartiere più popoloso della città, tanti negozi, tante le attività che si dicono preoccupate per questa iniziativa che potrebbe marchiare in modo negativo un quartiere. Noi siamo con uno dei commercianti dell'Arcella e vedete che cartello hanno affisso pochi giorni fa: più zone verdi, meno zone rosse. È insomma una protesta silenziosa ma comunque visibile. Per dire che cosa come commercianti? Noi vorremmo dire che questo provvedimento, che è piovuto un po' dall'alto improvvisamente, rischia veramente di vanificare tutto quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni per cambiare l'opinione che si ha dell'Arcella e la visibilità dell'Arcella non solo in città ma anche fuori dalla città. È un provvedimento immotivato, è un provvedimento inutile fondamentalmente, che non fa altro che creare un'etichetta per il quartiere che noi cercavamo di staccarci di dosso e che invece improvvisamente ci viene riappiccicata in questo caso. Ecco, questo è un cartello, più avanti c'è una libreria con una listata di rosso, insomma è un segnale che volete dare perché insomma questi controlli ci sono sempre stati all'Arcella, quindi insomma non è che con il marchio zona rossa si andrebbe invece a dare una connotazione negativa. Sicuramente io non trovo che, come gli altri commercianti con cui siamo tutti quanti assolutamente d'accordo, non troviamo che ci siano pochi controlli sinceramente. Non c'è stato neanche un avvenimento scatenante, come posso dire, un qualche fatto di cronaca. È una cosa che è piovuta assolutamente dal cielo in maniera, appunto, ripeto, immotivata, e quello che temiamo è che ovviamente la nomea dell'Arcella come quartiere difficile e pericoloso torni a diffondersi in strati abbastanza ampi della popolazione. Grazie allora a Giorgio, che è un commerciante di via Tiziano Aspetti. Dicevamo i controlli iniziano oggi in tutto il quartiere della città a ridosso della stazione, impiegati le pattuglie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, proprio come è stato per la stazione. Una sperimentazione che durerà fino a metà settembre, ma abbiamo raccolto anche nei giorni scorsi le opinioni dei residenti. Sentite cosa ci hanno detto e poi la linea può tornare allo studio. Controlli nel quartiere che vedranno impiegati 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica, tutte le forze dell'ordine, così come è stato per la stazione. Anche l'Arcella diventa zona ad alto impatto e lo sarà fino al 15 di settembre. Scatta la zona rossa nel quartiere più popoloso di Padova, controlli straordinari decisi durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Giuseppe Forlenza. Un provvedimento che ha portato dietro di sé una lunga scia di polemiche, anche da parte dei commercianti e residenti che vedono
vedono nella zona rossa un marchio negativo per il quartiere. Abito da 40 anni qua e devo dire che non mi trasferirei mai in nessun'altra parte, perché qua abbiamo tutti i servizi possibili e immaginabili. Ultimamente con questa amministrazione è stato veramente rivalutato il quartiere. Io sono testimone del fatto che l'Arcella è un quartiere vivibilissimo, è un quartiere senza, con tutti quanti i servizi, con una vita sociale anche di richiamo per la città qualche volta. Guardate per esempio il Parco Milkovic, la manifestazione permanente Arcella Bella. Zona rossa all'Arcella per i residenti come Roberto e Grazia che vivono qui da sempre potrebbe portare non benefici ma una svalutazione. I controlli ci sono sempre stati senza dover bollare il quartiere con una definizione che è sinonimo di poca sicurezza, dicono. Noi arcellani siamo furibondi quando si ritorna con la retorica assurda, xenofoba, basata sulla paura. Nello stesso parere anche il gruppo Padova Bene Comune con Antonino Pipitone. Ci sembra una cosa francamente eccessiva. Arcella è un quartiere dove si vive tranquillamente con i problemi soprattutto in due zone che conosciamo, che sono una la parte dietro la stazione e l'altra parte la zona del bingo, quindi zone conosciute già attenzionate, e questo provvedimento secondo noi mette un bollino su un quartiere che si può gestire senza per questo avere lo stigma come se fosse un quartiere tipo Bronx. Dal nuovo parco nell'ex area Valli al centro civico di Via L'Arcella, l'avvio dei lavori per la riqualifica dell'ex CONI di Piazza Azzurri d'Italia. Il quartiere è al centro di un'opera di recupero. Ora con la zona rossa per Pipitone si rischia di vanificare tutto. È un quartiere che è uguale agli altri di Padova, quindi la zona rossa dovrebbe essere messa in tutti i quartieri di Padova, riteniamo, perché è giusto che ci siano i controlli, guai se non fosse così, però si possono fare i controlli come sono fatti in questi anni senza bisogno di mettere appunto il bollino di zona rossa che crea un problema ai commercianti, crea un problema di tipo immobiliare per chi ha dei valori immobiliari all'Arcella. Antonino Pipitone di progetto Padova Bene Comune. Andiamo ancora a Venezia in diretta perché c'è un po' di movimento davanti all'uscita principale di Palazzo Ducale. Dovrebbe uscire a momenti il capo dello Stato. Ecco il Presidente Zaia, hanno visitato la Basilica di San Marco, il Presidente Zaia e il Presidente Mattarella. La linea Cristian Armoi. Eccolo. Ecco. Sì, Marta, il capo dello Stato è uscito ora da Palazzo Ducale. Sta salutando la folla sorpresa nel vederlo, con lui il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Presidente, come trova Venezia? No, niente, ovviamente le misure di sicurezza sono alte, ma con Simone Merlo stiamo seguendo questa veloce visita veneziana del Capo dello Stato che ora accanto al governatore Zaia sta raggiungendo l'imbarcadero di San Marco per un pranzo in località top secret. Come vedi, Marta, chiaramente le misure di sicurezza sono alte. Dovete andare più assolutamente, non si preoccupi. Stiamo chiaramente a distanza di sicurezza, c'è un protocollo da seguire da un lato, dall'altro c'è il nostro dovere e diritto di informare su una giornata dall'alto valore istituzionale. Allora, chiaramente sono attimi positivamente concitati e ci mancherebbe altro. Vedete anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con Zaia, il capo dello Stato Mattarella e poi tutti gli altri presidenti di regione. Vedi il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Questione di pochi secondi e il presidente della Repubblica prenderà la propria imbarcazione. Chiaramente domani altro giorno molto atteso, il giorno di Giorgia Meloni, che non potrà probabilmente sottrarsi
dalle domande sul terzo mandato, dopo Zaia, crisi aperta, crisi politica aperta in Friuli Venezia Giulia. Scusate chiaramente il fiatone e scusate se ho dei momenti di interruzione, ma dobbiamo studiare un attimo anche gli spostamenti. Presidente, scusi, come ha trovato Venezia? Solo questo? Niente, il Presidente ci ha sorriso, noi ci proviamo chiaramente. Ci proviamo. Ma Michele Emiliano mi guarda male, mi dice è un'ossessione di tutti i giornalisti, quella di intervistare Mattarella, e ci mancherebbe altro. Allora andiamo di qua. Allora Simone Merlo è chiaramente a pochi metri dal Presidente della Repubblica. Appello all'unità pur nel riconoscimento delle autonomie, delle specificità regionali, l'unità nazionale. Però chiaramente un altro conto è la partita, che è chiaramente politica, sulla riforma dei ruoli e di giornata soprattutto quando dai toni istituzionali di oggi si passerà. Allora grazie a Christian Arboet, Simone Merlo, difficilissimo fare un collegamento in diretta, bisogna soprattutto, il cameraman deve indietreggiare come un gambero, non sa dove, che ostacoli possa incontrare alle sue spalle, insomma, quindi grazie a Christian Arboet che ha provato a intervistare il Presidente Mattarella, ma purtroppo il protocollo non prevede dichiarazioni e a questo ci dobbiamo rassegnare. Allora adesso andiamo invece da Lucio Zanato in diretta da Treviso, perché è finito agli arresti domiciliari uno dei tanti truffatori in azione, un 56enne che aveva truffato 3 anziane. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto direttore, lascia che ti ringrazi, perché avendo esperienza da operatore e sapendo quanta difficoltà sta facendo adesso Simone Merlo di fronte al servizio di sicurezza attorno al Presidente Mattarella, un direttore che come dire, è sensibile alla difficoltà a volte di portare a casa la notizia, non è di tutti i giorni. Detto questo, siamo per un'altra notizia, siamo con il comandante Mazzanti qui al nucleo dei Carabinieri qui di Treviso e siamo per parlare di un arresto ai domiciliari di una persona che truffava gli anziani vestito da carabiniere. La raccontiamo? Sì, allora in realtà la vicenda parte già da qualche mese fa, è l'epilogo di un'attività che è stata fatta in maniera egregia dal comando compagnia di Treviso e che ha portato appunto all'arresto di questo 56enne di origine napoletana residente a Palermo, ma che aveva trovato una dimora qui a Mira nella quale si spostava quando doveva compiere questo tipo di attività. Si tratta di un soggetto che, facendosi credere un maresciallo dei carabinieri, chiedeva una cauzione a anziane paventando un sinistro stradale nel quale erano stati coinvolti i loro congiunti. Parliamo solitamente dei figli. A quel proposito si faceva consegnare immobili in oro o oro a titolo di cauzione. In realtà poi erano delle vere e proprie truffe, perché i reati non si erano mai verificati e quindi non esisteva nessun tipo di cauzione. Ecco, noi siamo qui per dire intanto due cose. Intanto parliamo di una truffa da 30.000 euro e altre 2 truffe, direttore, da 5.000 euro l'uno, sempre in denaro e monili. Ma la cosa importante di questo collegamento, soprattutto per le persone anziane, per la terza età che ci sta a vedere, ad ascoltare, è che i carabinieri non chiedono soldi e soprattutto non si presentano in divisa a chiedere soldi a casa, cosa che ha fatto invece questa persona. Ecco, quello che dispiace, come diceva lei, appunto è questo, che l'Arma dei Carabinieri ormai
ormai è un brand che entra un po' in tutte le case degli italiani, no? È un sinonimo di sicurezza, e questo sicuramente sporcare l'uniforme fa male a chi in realtà poi si occupa ogni giorno di sicurezza. I carabinieri non chiedono denaro, in realtà non esiste nella normativa italiana nessun tipo di cauzione, non c'è un reato come nel sistema anglosassone dove invece la cauzione è una cosa formale e prescritta. Da noi non esiste nessun tipo di cauzione, quindi quando c'è una telefonata che chiede denaro per conto dell'Arma dei Carabinieri è una telefonata che sicuramente è truffaldina. Allora il consiglio, anzi l'indicazione dai Carabinieri per chi è a casa è che se vi arriva una telefonata dicendo Carabinieri c'è da pagare una sanzione, oppure si presenta un maresciallo, si presenta una persona in divisa dicendo sono venuto a prendere dei soldi perché è successo questo, chiamate subito il 112. Sì, esatto, approfitto anche per ricordare che il 112 è il numero unico europeo, quindi tutti i servizi di sicurezza e tutte le agenzie che si occupano di servizi pubblici fanno capo al 112, quindi anche se la persona è in uniforme, anche se chi chiama o chi si presenta come appartenente alle forze dell'ordine, è doveroso chiamare per fare una verifica, perché questo mette al riparo da comportamenti penalmente rilevanti che possono creare un danno economico non indifferente. Ecco, detto questo, va detto che parte della refurtiva è stata riconsegnata alle vittime e che quindi insomma i Carabinieri, come dire, agendo in maniera adeguata, hanno ripristinato quello che per quanto era possibile, appunto l'ordine e soprattutto diciamo così l'esborso in denaro. Direttore, a te. Grazie molte Lucio, a te, a Nicoletta Rizzetto e al tenente colonnello Mazzanti. Andiamo avanti con una notizia, è una novità nel giallo della scomparsa della signora Clara a Ponte di Legnago, siamo nel Veronese, sono stati indagati il nipote e l'ex compagna. Un'altra familiare di questa donna ha ripetuto continuamente me l'hanno uccisa. Dobbiamo andare in pubblicità con Mattia Pizzaia, Italo Morao e Edoardo Paris, e poi torniamo subito con altre notizie e sentiremo anche il discorso integrale del Presidente Mattarella questa mattina sulle riforme e l'autonomia a Venezia. Tra poco. La festa delle regioni a Venezia questa mattina con tanto di villaggio delle regioni allestito in campo San Polo, ma poi soprattutto l'arrivo a Venezia del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha parlato a Palazzo Ducale. Noi abbiamo trasmesso l'ultima parte del suo discorso, sentiamolo integralmente. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti dal dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Tuttavia, nell'esercizio delle loro attribuzioni, i diversi livelli di governo hanno la necessità di coltivare un rapporto fra di loro, al fine di gestire le intersezioni, talvolta intense, tra le rispettive competenze. La gestione delle molteplici forme di intreccio, davvero molteplici, nel riparto delle competenze, in particolare tra Regioni e Stato, riveste un'importanza fondamentale per il buon esercizio dei rispettivi compiti nell'interesse dei cittadini. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. Questo vale per i diversi livelli di governo, ma anche nei rapporti tra i poteri. Lo stesso Presidente della Repubblica, pur nella particolare peculiarità del suo ruolo, è tenuto ad adottare come metodo quello della leale collaborazione.
Sono numerosi casi in cui Regioni e Stato concorrono all'esercizio di una funzione attribuita dalla Costituzione in vista di un risultato comune. Diventa in questa ipotesi indispensabile la convergenza e un più corretto bilanciamento tra le rispettive istanze ed esigenze. La collaborazione tra i diversi livelli di governo ha, come sappiamo, individuato sedi e spazi nelle diverse conferenze che in varie forme l'hanno istituzionalizzata e resa un modus operandi al quale si ricorre sempre più spesso. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica, e a come particolarmente in quest'ambito il concorso di Stato e Regioni nel perseguire i medesimi obiettivi risulti essenziale, perché l'esercizio delle rispettive competenze ha un solo fine, doverosamente comune: il diritto alla salute dei cittadini. Un sistema soggetto a una dinamica di costi crescenti e per il quale, accanto al problema delle risorse che sussiste con alterne vicende dal biennio 2008-2009, si pongono esigenze di razionalizzazione e di riqualificazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Una strategia unitaria e la collaborazione tra istituzioni sono necessarie per superare intollerabili divari tra i diversi sistemi sanitari regionali e garantire una copertura universale e un accesso uniforme alle prestazioni sull'intero territorio della nostra Repubblica. Obiettivi irrinunciabili di un servizio sanitario nazionale. Allora, così il Presidente Mattarella sull'autonomia e il rapporto tra gli enti. Torniamo alla cronaca. Nella tarda serata di ieri è stato localizzato sul fondo del Sile a Silea e recuperato da sommozzatori del Vigili del Fuoco il corpo del 55enne cinese che si era allontanato da casa con intenti suicidi lo scorso 15 maggio. La salma è stata riconosciuta dalla figlia del defunto, una 24enne che si era presentata in caserma dai Carabinieri segnalando la sparizione del padre e i messaggi con intenti suicidi che le aveva inviato. La stessa ragazza aveva riconosciuto le scarpe del padre ritrovate a bordo fiume poco dopo che dei passanti avevano allertato i soccorritori per un tonfo in acqua e un corpo visto affiorare dal fiume. Un atto vandalico nella notte contro l'ufficio postale di via Facciolati a Padova. Con uno spray rosso qualcuno ha imbrattato con scritte contro i vaccini i muri. Ad accorgersi del vandalismo anche contro le vetrate sono stati i dipendenti che hanno aperto al pubblico. La firma delle scritte è WW, riconducibile ai gruppi Novax. Le forze dell'ordine sono state allertate e sta indagando la Digos. Sono già stati attivati anche i tecnici per la polizia dell'area. Non è la prima volta che i Novax lordano i muri della città, spese poi della collettività. In passato erano stati imbrattati i muri della fiera e della sede dell'INAIL. Ha aggredito la moglie durante un litigio e è stato arrestato un 41enne marocchino a Monselice. I maltrattamenti erano all'ordine del giorno, ma quella condizione di violenza e soprusi non l'aveva mai denunciata per paura, fino a quando dopo l'ennesima aggressione è riuscita ad uscire di casa e a raccontare tutto ai carabinieri di Monselice. La vittima è una 37enne che grazie alla sua denuncia è riuscita a far arrestare il marito, un 41enne marocchino che da anni la vessava e la maltrattava. Dopo l'ennesimo litigio per motivi economici l'uomo ha cominciato a minacciare di morte la compagna e l'ha aggredita fisicamente. La 37enne è riuscita a scappare e a recarsi alla stazione dei Carabinieri. Spaventata ha raccontato anni di sopraffazioni mai denunciate e aggressioni avvenute anche alla presenza dei figli minori. L'uomo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Padova. E a Rubano è stato arrestato un 66enne che aveva minacciato di morte moglie e figlia impugnando delle forbici.
Ha rincorso moglie e figlia armato di forbici, urlando minacce di morte. La prontezza della donna, che si è chiusa a chiave in cucina, ha evitato il peggio. I carabinieri hanno arrestato così un 66enne albanese per maltrattamenti in famiglia. La moglie 59enne, sua connazionale, è riuscita a dare l'allarme. La lite era nata per motivi economici. Il marito a un certo punto aveva afferrato le forbici e aveva cominciato a minacciare di uccidere sia lei che la figlia. La donna però, insieme alla ragazza, è riuscita a barricarsi prima in corridoio chiudendo la porta a vetri, che l'uomo però è riuscito a sfondare. A quel punto le due si sono chiuse in cucina e hanno chiamato l'altra figlia, che vive altrove e che ha allertato il 112. I carabinieri arrivati sul posto hanno messo in salvo le due donne, che hanno raccontato maltrattamenti e sopraffazioni mai denunciati ma che duravano da tempo, e così il 66enne è stato arrestato. Torniamo alla festa delle regioni a Venezia, perché vedo il Christian Arboit in compagnia del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. A te Christian. Sì, direttore, torniamo in diretta da Venezia. Ringrazio davvero per essere qui con noi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Presidente, con quale spirito esce questa mattina dal Palazzo Ducale? Si è fatto un passo verso l'autonomia o siamo sempre fermi? Ma si è fatto un passo verso il riconoscimento della necessità dell'autonomia, questo è il punto fondamentale. Adesso di autonomia stiamo parlando da mesi, stiamo entrando nel dettaglio, stiamo entrando nelle singole competenze, nelle singole materie, e credo che il lavoro che sta facendo Calderoli porterà sicuramente a una risposta. Qui la cosa importante è che c'è stata una condivisione da tutti i rappresentanti delle regioni e anche un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica della necessità che all'interno dell'unità del Paese si possano avere delle maggiori possibilità di autonomia, delle maggiori possibilità di risposte più efficienti, delle maggiori possibilità di risposte più legate alle esigenze dei singoli territori. Quindi lei, Presidente, è fiducioso. Approfitto della sua presenza. Come sa, ieri si è aperta una crisi politica in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo parlato con Massimiliano Fedriga, con Luca Zaia. A Luca Zaia abbiamo chiesto se teme delle ripercussioni politiche nella propria maggioranza. Lei teme delle ripercussioni guardando a quello che sta accadendo in Friuli Venezia Giulia? Guardi, mi auguro proprio di no, nel senso che se le diverse parti della coalizione continuano, come hanno fatto fino ad oggi, a pensare al bene comune, alle necessità e alle esigenze della nostra regione, non succederà assolutamente niente, come non è successo niente fino ad oggi in Regione Lombardia. Se si lasceranno prendere dalle sirene di altri ragionamenti, allora valuteremo quello che succederà. Ma gli altri ragionamenti, Presidente? Altri ragionamenti di carattere politico e non legati all'interesse dei territori, all'interesse dei nostri cittadini. E se così sarà faremo le valutazioni del caso, ma io credo che in Lombardia il buon senso e il buon governo prevalga su tutto. Quindi le tensioni, che pur sono evidenti tra Lega e Fratelli d'Italia in tanti settori, secondo lei non andranno a deflagrare? Secondo me no, secondo me proprio no. Secondo lei no, quindi. E le chiedo, domani lei incontrerà la Premier per la Lombardia? No, non incontro la Premier Meloni perché purtroppo devo tornare in Lombardia, ho una serie di impegni che mi aspettano. E per quanto riguarda invece il terzo mandato, che è l'altra partita di cui si parla tanto in queste settimane, non potrebbe essere altrimenti? Sul terzo mandato ho detto e ribadisco che è una scelta assolutamente sbagliata. Io sono convinto che la democrazia debba imporre la possibilità per tutti i cittadini di decidere da chi vogliono essere rappresentati. Perché la democrazia ci ha detto che tanti governatori non sono stati apprezzati neanche dopo il primo mandato e sono stati mandati a casa, così come ce ne sono altri invece che vorrebbero essere riconfermati oltre e i cittadini vorrebbero che loro li rappresentassero. Non ha senso, è un discorso veramente privo di una logica, tenendo conto che oltretutto in questo Paese, io dico sempre, il Presidente della Repubblica può essere eletto per
tutte le volte che si ritiene opportuno, perché essendo caduto il vincolo di un mandato, a questo punto il Presidente Mattarella è al secondo, ma finito questo mandato il Presidente Mattarella si potrà presentare per il terzo e mi sembra che sia un ruolo un po' più importante che Presidente di Regione. Ultima battuta davvero e insomma voltiamo pagina. Lombardia e Veneto, terra di autonomia ma anche terra di Olimpiadi. Guardando l'appuntamento olimpico, lei che cosa vede? Siamo giusti con i tempi? Ci sono dei ritardi? Insomma, no, devo dire che finalmente posso dire con tranquillità che stiamo rispettando i tempi. Adesso io voglio dire sempre non si possono prevedere le emergenze che possono capitare, ma se tutto si svolgerà e se la vita sarà nei prossimi mesi come sempre è stata, quindi senza eventi particolari, saremo assolutamente in tempo, completeremo le opere necessarie per fare le Olimpiadi e faremo delle grandi Olimpiadi. Le lascio alla Presidente Todde. Le chiedo solo una cosa, sono più le Olimpiadi di Milano o di Cortina? Sono le Olimpiadi della Regione Lombardia e della Regione Veneto. Grazie infinite, Presidente. Grazie. Allora, direttore, ormai approfittiamo, ho bloccato Presidente Todde, salve, buongiorno, Christian Arboit, Media Nord-Est. È tutto molto live, siamo in diretta. Allora le chiedo, com'è andata questa seconda giornata del Festival delle Regioni? Lei con quale spirito esce? Io sono contenta del fatto che si sia parlato di autonomia, ovviamente rappresento una regione a statuto autonomo, ho avuto anche modo di confrontarmi con altri presidenti di regione, ho ascoltato con interesse sia la relazione del presidente Federica sia la relazione di Mattarella, del presidente Mattarella, che proprio hanno posto il punto sulla leale collaborazione. Devo dire che questo evento, io sono stata l'anno scorso anche a Bari, è proprio veramente un modo per anche vedere come altre regioni stanno affrontando gli stessi problemi che magari noi abbiamo e anche cogliere delle buone lezioni. Noi ovviamente abbiamo il tema dell'insularità, il fatto di avere un approccio soprattutto ai trasporti e anche alle leve economiche differente, però è interessante capire e vedere anche come altre regioni hanno affrontato temi di frontiera. Oggi il nodo della riforma Calderoli ritorna teoricamente in Consiglio dei Ministri. Lei immagino resti della sua idea sulla riforma Calderoli? Ma io sono una persona assolutamente pragmatica, quello che mi interessa è che la Sardegna abbia le stesse opportunità e l'accesso alle risorse che hanno avuto altre regioni in passato. Noi scontiamo un gap infrastrutturale importante, vogliamo noi essere competitivi e ovviamente poter sviluppare la nostra economia. Chiaramente questo è difficile essendo appunto un'isola, avendo una rete ferroviaria praticamente inesistente, avendo la necessità di dover incrementare le infrastrutture aeroportuali e le strade e i porti. Quindi se mi saranno assicurate pari risorse in tutto questo, io chiaramente sono rappresentante di una regione a statuto autonomo e quindi ovviamente porto avanti i temi dell'autonomia che sono l'identità del mio popolo, la nostra lingua, la nostra difesa di una diversità che comunque deve essere portata avanti insieme anche a tutto quello che è la nostra coesione nazionale. Questo non solo come dire, lo rivendico, ma mi sembra un punto di forza. L'importante è competere ad armi pari. Presidente, le faccio un'ultima domanda di carattere meramente politico. Lei è riuscita a federare il centrosinistra, in Sardegna lei ha imposto, sta imponendo un modello che fa scuola. La regione del Veneto andrà al voto a ottobre. Come vede il nostro centrosinistra? Come vede il centrosinistra veneto? Riuscirà a compiere un miracolo come il suo? Io credo che ovviamente il centro-sinistra deve trovare valori e soprattutto concretezza. Il popolo veneto è un popolo concreto, sta uscendo comunque da un'amministrazione che ha fatto bene, perché lo dimostra il tipo di consenso che ha il governatore Zaia, e chiaramente competere non sarà facile. L'importante è trovare competenza e concretezza, rispondere al ceto imprenditoriale correttamente e a chi vuole ovviamente un giusto come dire, equilibrio tra quello che è l'ambiente, che è importantissimo. Oggi siamo a Venezia e mai la sostenibilità è importante come in luoghi come questo, rispetto a un giusto sviluppo economico, e credo che il centro-sinistra si dovrà concentrare su questo. Lei vede un'Alessandra Todde veneto? Non lo so, io spero in un governatore che possa essere rispondente a quello che i veneti vogliono. È una regione che amo, noi abbiamo un pezzo di isola che
che è stato preso dai veneti, penso a tutta la zona di Arborea, e trasformato, quindi credo che questa regione si meriti un governo all'altezza e sono convinta che i cittadini sapranno scegliere. Grazie davvero Presidente Todde, grazie, arrivederci, grazie. Direttore, ne ho approfittato, grazie ancora. E queste le parole quindi del governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana prima e di Alessandra Todde poi, che sono andati oltre i toni istituzionali. Insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tante, ce ne sarà anche domani quando qui a Venezia alla Fenice arriverà la Premier Giorgia Meloni. Per il momento è tutto con Simone Merlo da Piazza San Marco, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, è molto importante l'intervista sia a Fontana che alla Todde. Vorrei ricordare che la Presidente della Sardegna guida un'isola che dal 9 marzo del 1948 gode dell'autonomia. Non si capisce per quali motivi, non lo si capisce davvero, la Presidente Todde debba essere contraria a concedere l'autonomia al Veneto. Andiamo, anzi no, con Mattia Pizzella, sentiamo un'altra parte del discorso del Presidente Mattarella questa mattina, che è proprio quella sulle riforme. Sentiamo. Un metodo, quello della leale collaborazione, che sembra dover presiedere anche le politiche volte a promuovere le eccellenze nazionali, obiettivo che avete posto al centro dei lavori di questi giorni. Eccellenze che rappresentano dei punti di forza per la Repubblica, ma che per essere adeguatamente valorizzate richiedono che se ne prenda coscienza e che si affronti, attraverso riforme coraggiose, si affrontino i punti di debolezza del sistema economico e strutturale e istituzionale. La digitalizzazione dell'amministrazione, i tempi della giustizia, l'alto costo dell'energia, la sostenibilità ambientale, le criticità che si riscontrano nel settore dei lavori pubblici sono tutti ambiti interessati da interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sui quali occorre mantenere ferma l'attenzione e costante l'impegno. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione fra i diversi livelli, a partire dalle istituzioni europee, nonché attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, che devono procedere nella medesima direzione. L'Unione Europea è spesso per questi problemi parte indefettibile della soluzione. Penso ad esempio al tema della difesa e della sicurezza, e risulta inoltre estremamente utile il confronto con le esperienze degli altri partner europei. La collaborazione istituzionale, dando forza e stabilità alle decisioni assunte, agevola l'adozione di quelle politiche di medio e lungo periodo necessarie per misurarsi con i nodi strutturali che limitano la crescita economica e sociale del nostro Paese. Il mio augurio, e sono fiducioso che questo accada, è dunque che i lavori di questi giorni abbiano luogo in questo spirito, alla ricerca di intese orientate al conseguimento di obiettivi condivisi che rafforzino le istituzioni, l'economia e la coesione sociale. Buon lavoro dunque, nell'interesse delle regioni e di tutti i cittadini della nostra amata Repubblica. Andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo da voi. Semi-basso nel ricordo dei bimbi delle elementari di Anzano di Cappellamaggiore hanno voluto dedicargli il loro parco giochi. Erano presenti la mamma Laura e il papà Amerigo. Una grandissima emozione, anche perché so che è partita da loro. Quando gli hanno chiesto a chi dedicare questo vostro spazio, e loro hanno detto in coro Sammy. E per me è molto importante. Loro così giovani però hanno già capito la persona che è Sammy, quanto ha dato, lo spirito
e tutto l'impegno che ha messo nella sua vita. Un parco giochi ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore, il primo dedicato a Sammy Basso. A lui, che amava divertirsi, amava stare tra la gente. A volerlo sono stati proprio loro, i piccoli alunni della scuola elementare. Non cambierei una virgola della mia vita e so anche perché ho avuto la forza di prenderla per quella che è e renderla unica. Se i potenti della terra capissero cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Sono i bambini a leggere le frasi che Sammy Basso amava ripetere, quei messaggi che voleva arrivassero al cuore, e così è stato, perché sono e rimarranno impressi in maniera indelebile. È un po' come risentire Sammy che le dice, perché erano le sue frasi e lui ci credeva moltissimo, quindi un'emozione fortissima e veramente commovente. Sono stati bravi soprattutto per scegliere le frasi anche giuste. Poi i bambini hanno piantato un albero, perché questo parco sarà uno spazio non solo per il divertimento, ma anche di riflessione. La cosa più bella è che questa intitolazione del parco giochi a Sammy è proprio stata decisa dai bambini, che hanno colto il valore di Sammy, che l'hanno fatto proprio e hanno deciso di renderlo permanente, con un segno che poi sarà sotto gli occhi di ognuno di noi ogni volta che verremo qui in questo parco. Presente anche il sindaco di Tezze sul Brenta, dove Sammy viveva. Sono stato felicissimo, ho accolto l'invito del sindaco di essere presente oggi con una giornata splendida e dei ragazzi meravigliosi che hanno recitato una delle espressioni di Sammy che sono veramente toccano il cuore. Abbiamo preparato per voi anche queste spillette che raffigurano il volto sorridente di Sammy. L'emozione della mamma e del papà di Sammy. Anche questo è un altro segno che sta vivendo ancora tantissimo in mezzo a noi, sta dando tantissimo ancora. L'indimenticabile Sammy Basso. Diamo un grande successo a Baone per la gara di destegolatura dei piselli. Per l'anno prossimo un applauso ai nostri concorrenti, a tutti quanti. Alza il trofeo al cielo una cassa di piselli, le perle verde dei Colli Ugani. Il nostro collega Francesco Ratai è stato il vincitore della gara di destegolatura dei bisi a Baone, in occasione della tradizionale festa che richiama centinaia di visitatori nel piccolo comune dei Colli. Il più bravo sgranatore di bisi del mondo, perché qui devono arrivare, sono capaci tutti di farla in Pennsylvania. Vero, esatto, ma qui li vogliamo, qui li vogliamo. Chi è? È Francesco Ratai. La gara di destegolatura ricorda il tradizionale rito che un tempo riuniva la comunità nella raccolta e preparazione dei piselli, prodotto tipico e sempre più pregiato. Sta andando bene, direi, anche se il clima ci sta facendo un po' di capricci. Non è facile, io dico sempre non è facile fare agricoltura, ma noi abbiamo una marcia in più che sono i nostri colli, sanno dare dei prodotti squisiti, eccezionali, e i bisi appunto sono tra questi considerati una ricchezza per le nostre piccole aziende. Alla gara di destegolatura dei bisi hanno partecipato amministratori del territorio e consiglieri regionali come Elisa Venturini e Luciano Sandonà. Un connubio fra bellezza del territorio, enogastronomia, prodotti tipici e tutto quello che ci va dietro. Ecco, è anche un modo anche per trovarsi insieme. Tipicità enogastronomiche, prodotti del territorio come vini, miele e farine dei Colli, ma soprattutto la possibilità di acquistare dai produttori locali i piselli di Baone. Possiamo sopravvivere con queste feste perché abbiamo le nostre persone coinvolte, che piace la socialità, piace stare assieme. E complimenti quindi a Francesco Ratai, che è un bravissimo giornalista e tecnico, tanto quanto è bravo nella destegolatura. Grazie a tutti, grazie per averci seguito fino a qui, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, anzi devo darvi il nome degli ospiti: Matteo Favero, Joe Formaggio, Alberto Gava, Alberto Gottardo, Patrizio Miatello, Marco Paccagnella, Franco Roccone, Cristian Zara. Grazie, buona giornata, arrivederci.